320 km², 23 comuni, 622 sedi d'impresa con 8.000 addetti. Sono i numeri del distretto dello Sport System di Montebelluna, che produce attrezzatura sportiva per un valore pari a 2,8 miliardi l'anno. Aziende specializzate che realizzano prodotti unici usati in tutto il mondo e che sempre più vogliono farsi conoscere. Venice Promex, l'agenzia per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio, ha portato il distretto della scarpa alla MICAM di Milano, il salone internazionale della calzatura, per presentarsi a buyer esteri in arrivo da 150 paesi. In contemporanea sta ospitando 4 fashion influencer giapponesi per un tour esperienziale nelle eccellenze nella cultura manifatturiera che è iniziato oggi al Museo dello Scarpone, allestito a Villa Binetti a Montebelluna. Soprattutto in questi ultimissimi anni stiamo assistendo a delle rivoluzioni per quanto riguarda i materiali, ma anche i processi, le tecnologie che vengono utilizzate per sviluppare e produrre le aziende di questo territorio, pur mantenendo l'heritage storico, pur mantenendo tutte le competenze e la storicità che questo territorio ha appunto portato avanti nei 2 secoli di storia. Il distretto della Scarpa si trova in un territorio unico, esattamente a metà tra le montagne e la pianura. Proprio qui, dalla Prima Guerra Mondiale in poi, prima artigiani e oggi ingegneri hanno realizzato scarpe e scarponi per ogni disciplina sportiva, scoprendo nuovi materiali, ricercando il design e studiando nei minimi dettagli ogni componente. Le nostre aziende sono sempre sul pezzo e non solo supportano l'evoluzione degli sport, ma addirittura stimolano l'evoluzione dello sport. I pezzi che abbiamo qui noi racchiudono il massimo dell'artigianalità con la tecnologia e i materiali migliori che fossero disponibili. Noi assolutamente conserviamo e valorizziamo le calzature calzate, portate e usate dai grandi campioni, quindi qui ad esempio di fianco a me c'è lo scarpone di Alberto Tomba, ma non è l'unico. Abbiamo ad esempio le scarpe da tennis di Bjorn Borg firmate nel 1976 prodotte da Diadora, ma abbiamo anche ad esempio le scarpe da calcio di Icardi firmate nel 2017 per i 20 anni della presenza di Nike a Montebelluna, quindi davvero un sacco di cimeli dei grandi sportivi. Attrezzatura sportiva, indossata da campioni che hanno vinto medaglie e coppe in ogni competizione sportiva. I fashion influencer hanno potuto toccare con mano il percorso di tradizione e innovazione della calzatura sportiva, in sintonia con le aspettative in continua evoluzione dei grandi marchi e del cliente finale. L'auspicio è che possano affermare lo stile e la qualità delle calzature e aiutare a sedurre un mercato come il Giappone, dove il sistema moda del Veneto esporta per un valore di 220 milioni di euro e che ha straordinarie potenzialità di crescita.